Amici bellini, perdonate un pochino il ritardo, ma ieri il che fare, insomma, sono tornato troppo tardi a casa per poter accendere il computer, accendere la camera e riorganizzare le idee per analizzare questa partita, che insomma lascia degli strascichi. Io non mi sono svegliato sereno. Cioè, la musica molto bene, e quindi gli amici bellini, voi molto bene. Però il Napoli mi ha fatto un pochino, mi ha deluso, e quindi andiamo ad analizzarla nello specifico. Non risparmierò nessuno. Cominciamo. È un market pazzesco. Rumore incredibile. Rumore. Allora, amici miei carissimi, amiche bellissime, benvenuto Becix, penso, benvenuto TM, tutti i nuovi iscritti che siete accorsi in tanti, e mi fa piacere. Ieri la live, insomma, è cominciata in ritardo per ovvie ragioni, perché insomma avevo preparato per una cosa, poi dopo le supplementari nefasti, ma sarebbe stato meglio, tutti l'abbiamo pensato, sarebbe stato meglio non pareggiarla e perderla subito, onde evitare l'umiliazione e stanchezza ulteriore, perché noi già dobbiamo pensare al Bologna. Cioè, noi facciamo analisi, ma già stiamo praticamente in prepartite, perché dobbiamo sapere col Bologna che si fa. Però se voi lasciate un like, è capace, non succede niente, è un fatto di cortesia. Il like non fa vincere, non fa perdere il Napoli, ma è un fatto di cortesia. Durante le reaction invece lo dovete fare, perché sono propedeutici per la partita successiva. Mi sembra evidente. Mi abbasso, ecco. Mi sembra evidente questa cosa qua. Però io direi di andare direttamente con un Ambrabam e ci ritroviamo nella situazione di campo, dove possiamo analizzare. Insomma, il Toronto non si è comportato neanche male, il Toronto. Il Napoli così e così, perché se andiamo a vedere un pochino le azioni che mi sono segnato ieri, si comincia con un Elmas che non tira, un passaggio di Mertens, Elmas che non riesce a tirare. Dopodiché la Fiorentina comincia a prendersi palla e c'è la prima parata di Ospina molto bella sul tiro di Vlahovic. Poi c'è un tiro di Saponara deviato. E poi c'è la traversa di Milenkovic, quindi altra cosa che probabilmente ci stiamo dimenticando nel nostro immaginario. Insomma, il Napoli nel primo tempo, poi c'è un tiro di Elmas parato, Politano che tira di destro parecchio fuori, e poi c'è il gol di Vlahovic. Insomma, un Napoli che a parità numerica comunque ha subito la Fiorentina. Avevamo un pochino di possesso, ma loro erano bravi a farci il primo pressing e noi non riuscivamo ad uscire in maniera pulita, e non abbiamo fatto questa pallata che secondo me ogni tanto bisogna fare. E lo stesso Italiano si sentiva nei microfoni: tiriamola alta, ma se non ci arriviamo e dopo la raggiungiamo. Ecco, si può tirare alta un pallone. Italiano, che è proprio un fautore del palleggio e delle cose, lo dice ai suoi giocatori: tiriamola alta e poi aggrediamo la seconda palla. Il Napoli questa scelta non l'ha fatta. Si può parlare anche della scelta di formazione, adesso la analizziamo bene. Però dopo il gol di Vlahovic c'è addirittura il gol di Mertens, che è una cosa straordinaria. Un'intuizione, Petagna tira non tira, poi dopo lascia il pallone a Mertens, che con questo pallonetto beffa Dragoschi. Dopodiché sempre sul passaggio di Mertens, secondo me partita da sottolineare, passaggio di Mertens illuminante, c'è un macello, un difensore della Fiorentina fa il retropassaggio di testa, ma Dragoschi era in uscita, Elmas si invola, sarebbe stato gol a porta vuota, e Dragoschi lo placca, e quindi giusto il cartellino rosso. Ed è lì che il Napoli sull'1-1 con la superiorità numerica doveva assolutamente approfittare a inizio secondo tempo, e si è anche provato, perché c'è un tiro di Petagna che finisce fuori, e poi l'occasione per Demme che viene parata da Terracciano su cross di Gulam. Poi succede il gol di Biraghi. Nel frattempo Ospina, per un problema fisico, viene sostituito con Meret, quindi voi adesso dovete guardare anche
tutte le sostituzioni, perché è chiaro che qualcuno può pensare Tuanzebe sul gol di Vlahovic, marcatura troppo blanda. Sì, anche sì, però io più che prendermela su quello che secondo me Vlahovic lì avrebbe lasciato sul posto chiunque, io me la prendo più sul fatto che Rachmani e Tuanzebe in questa condizione, Tuanzebe senza avere necessari allenamenti e affiatamento con la squadra, ecco perché alle volte devi aspettare, ma perché non lo fa giocare? Secondo me l'abbiamo visto, Lobotka si veniva a prendere il pallone, Tuanzebe portava palla, non gliela scaricava subito, anche sui passaggi semplici, anche preciso, però eravamo un pochino lenti nel far girare questo pallone. Quando ti vengono a prendere, se tu il pallone lo fai girare in maniera veloce, ecco che puoi farli scalare e gli fai perdere qualche posizione. Invece la Fiorentina è stata brava a mantenere l'assetto, sono rimasti compatti e non abbiamo trovato soluzioni, nonostante Lobotka ed Emme non abbiano giocato male, però non c'è stato quello spunto, quella invenzione che poi porta al tiro qualcuno degli attaccanti. Quindi arriva il gol di Biraghi e su calcio di punizione, Meret ovviamente palo gol, però il pallone è molto lento, magari con una posizione un po' più centrale Meret ci poteva arrivare, non lo so. Fatto sta, ragazzi, che adesso Meret deve essere titolare perché probabilmente Ospina non recupererà per il Bologna, e quindi speriamo che il ragazzo, insomma, non ce la prendiamo col ragazzo sopra i social, non ce la prendiamo con Ospina, non ce la prendiamo con Meret, noi dobbiamo proteggere i nostri portieri, secondo me. Comunque questo è quanto. Dopodiché occasione di Gonzalez alta clamorosa che la butta alle stelle, dopodiché il Napoli passa 3-5-2 perché veramente non riuscivamo ad essere pericolosi e ci mettiamo 3-5-2 così, anche perché poi entra Lozano al posto di Politano che comincia a destra ed entrerà anche Fabian. Dopodiché il Napoli si mette così, si sposta Di Lorenzo più avanti, Tuanzebe qui, Rachmani qui, Gulam resta più bloccato. Purtroppo io lo devo dire, ragazzi, Gulam sul primo gol di Vlahovic è lui che va a vuoto. Noi lo amiamo, gli vogliamo bene, 3 partite erano troppe consecutive in 6 giorni, non si può fare, e Spalletti ha rischiato, e secondo me capisco il voler dare un messaggio serio alla squadra e all'ambiente, ci teniamo, mettiamo i migliori giocatori. Ok, se avessimo fatto questa prestazione con uno Zanoli o mettendo tutti Primavera in campo sarebbe stato tremendo, sarebbe stato sulla graticola, hai voluta perdere tu, l'umiliazione ai ragazzi. E invece l'umiliazione c'è stata lo stesso, perché poi Cioffi che faceva il torello, è stato un peccato vedere questa cosa alla fine. Comunque il Napoli si mette così, si sposta Lozano sulla sinistra, si crea questo 3-5-2 ad un certo punto, quindi con Mertens e Petagna sempre vicini a scambiarsi la posizione, Elmas e Fabian in questa zona qui, e Lozano in realtà in quei pochi minuti da qui prova dei cross e va bene, ma appena si sposta a sinistra riesce a trovare lo spunto, parte il tiro che finisce sul palo interno, clamorosissimo, e sarebbe stata una svolta vera e propria. Purtroppo la svolta non avviene, anzi avviene la svolta negativa perché è un controllo sbagliato. Lozano tenta di ritornare sul pallone in ritardo, finisce con il piede praticamente a martello sulla caviglia, e non è che non esiste da regolamento il piede a martello e rosso, però è una, diciamo, imprudenza sproporzionata, insomma era pericoloso per l'incolumità dell'avversario, il rosso ci sta, da VAR ci sta. Ovviamente noi dobbiamo farlo un accennino all'arbitro perché è il solito Airoldi che praticamente abbiamo già analizzato con il VAR rivista nella partita con il Verona, cose scandalosissime, è un arbitro che non è ancora pronto, mi dispiace, non so se sarà pronto mai, ma viene lanciato in una partita, questa era la partita più importante, più rappresentativa di questo turno di Coppa Italia, Napoli-Fiorentina. Poi le altre partite sono un po' più facili, sono squadre più forti contro squadre più scarse, ma qui c'era equilibrio, servono arbitri di livello che sanno gestire. E invece Airoldi va completamente in confusione, tenta di lasciar giocare, quindi qualche fallo così e così, dopodiché se tu ammonisci Duncan, e ci sta, hai ammonito Duncan e hai ammonito Lozano, però poi è il VAR che deve intervenire su Duncan, lì è a forbice, se rimane la gamba di Politano in mezzo te la puoi spezzare, e quindi è gravissimo. Non lo ha visto bene Airoldi perché è inesperto, eccetera eccetera.
il VAR avrebbe dovuto intervenire e trasformare anche quello là in rosso. Se vogliamo dirla tutta, poi si parlerà del rosso di Fabian. Spalletti lo dice proprio bene nell'intervista. Posso accettare il rosso di Lozano, l'ho rivisto, eccetera, eccetera. Va bene, il secondo fallo di Fabian è ovviamente cartellino giallo, si disinteressa e blocca la ripartenza. E siamo d'accordo. Ma il primo giallo di Fabian, che è proprio una carezza, quello non può essere comparato al giallo di Dunk. Non esiste il fallo arancione. Aggiustiamo queste regole, ragazzi, perché così ognuno fa quello che gli pare, E poi i tifosi ci restano male. Ma questo non significa che la Fiorentina non abbia meritato. La Fiorentina ha giocato meglio e non c'è problema. Il Napoli fino alla fine ci prova. Dopo aver perso la superiorità numerica, dopo essere in parità numeriche, dopo essere andati 9 contro 10, arriva il gol di Petagnone. È entrato anche Malquit, che si finirà qui. Quindi il Napoli scala con Di Lorenzo, Toalzebe e Rachmani da questa parte. Non c'è più Lozano, non c'è più Fabian, li mettiamo nell'angolino e quindi il Napoli in questo momento c'ha questa situazione qua, strana, particolare. Mertens si piglia pure un fallo da questa parte, ma il pallone di Malquit passa e Petagna segna un gol che praticamente ci dà un'illusione, una speranza, ma 9 contro 10, sembravamo 9 contro 11 per come poi si è sviluppato il tempo supplementare, con la Fiorentina che ha palleggiato, ha girato, ha fatto praticamente le famose esercitazioni, no? di allenamento, e non riuscivamo a prenderli più. Entrerà Juan Jesus, che si metterà a terzino destro, a terzino sinistro, e il Napoli giocherà con un 4-3-1 fondamentalmente in questa zona. Quando entra Cioffi, si mette Cioffi qua, Golabo, Malquit, ma diventa complicato anche spiegarla questa formazione. Finisce poi Di Lorenzo centrale, perché non c'erano più. E questa era la formazione con la quale il Napoli ha affrontato i 2 tempi supplementari, dove c'è poco da dire, perché ci sono 2 parate di Meret, dopodiché c'è il gol di Venuti, c'è il gol di Piontek e c'è il gol di Male proprio. Ovviamente, ragazzi, sono brutte sconfitte, sono sconfitte che non fanno bene. Non voglio, vedete, quando io vi dicevo la questione Insigne poi si porta appresso, se il Napoli vince e allora Insigne così, se il Napoli perde allora Insigne così, e si parla sempre di Insigne. C'è stata l'intervista a Roberto Insigne, dice non è colpa sua. Perché dobbiamo trovare le colpe? Perché dobbiamo rompere l'ambiente e cercare sempre di dividere, eccetera eccetera? Noi non dobbiamo disunire. Napoli, non ti disunire, questo è il mio messaggio, non ci dobbiamo disunire. Il Napoli, tra un poco, tra l'altro, andiamo da Silver Mele su Canale 8 alle 18:45, io lo ripeterò, Napoli, non ti disunire. Il Napoli senza Insigne pareggia con la Juventus e vince con la Sampdoria. Il Napoli senza Insigne perde malamente con la Fiorentina. Il Napoli con Insigne vince tante partite così. Il Napoli con Insigne perde altre partite. Non cambia nulla. Cercate di capire, non cambia nulla. Non diamo troppa importanza e troppa rilevanza a questa cosa, la presenza, eccetera eccetera, perché io poi purtroppo vedo dei giudizi che partono da un discorso di comparazione. Allora è chiaro, ce la vogliamo prendere con Lozano, così. Intanto Lozano ha creato l'unica occasione clamorosa, a parte Mertens e il gol di Petagna in mischia. Lozano ha preso il palo 2 centimetri più a destra, sarebbe stato gol per il Napoli. Gli diamo un basso voto? Gli vogliamo dare un basso voto? Vogliamo dare un basso voto a Elmas? Va benissimo, siamo d'accordo. Elmas è il nuovo target, lo vedo nei commenti. Forse io sto esagerando in positivo, perché ci vedo un futuro radioso e voglio coccolarmi e proteggere un giocatore che probabilmente il Napoli metterà lì come prossimo titolare, perché non credo che il Napoli investirà sul mercato per sostituire Insigne. Ce li abbiamo in casa, ci diranno, e quindi speriamo faccia una buona riuscita, quindi io forse lo sto proteggendo ulteriormente. Ma non facciamo l'errore opposto, che ci stiamo accanendo con Elmas, ci accaniamo con Lozano, perché questi ci sono rimasti, e poi lo andiamo trovando da Spalletti. A Spalletti gli possiamo dire un sacco
sacco di cose riguardo a questa formazione. Hai rischiato a mettere il nuovo subito, hai rischiato a confermare Gulam, 3 partite in 6 giorni, non si poteva fare con la stessa formazione, a volte è meglio mettere uno più fresco, si può dire qualsiasi cosa con il senno di poi, però cerchiamo di non rompere tutto il giocattolino, perché noi dobbiamo lottare punto a punto, sarà una lotta punto a punto per quel quarto posto tra Napoli, Atalanta e Juventus, con il Toronto che potrebbe inserirsi nella lotta finale. Quindi facciamo attenzione, facciamo tutte le nostre valutazioni. Vi è piaciuto il Napoli? Si può fare qualcosa in più? Il Napoli sul mercato non ci va, questi siamo. Abbiamo recuperato Zielinski all'ultimo momento, perdiamo Domenichini per la prossima partita di Coppa Italia, perché le squalifiche, qualcuno si è imbrogliato sul web, le squalifiche non valgono poi per il campionato, quella è la Supercoppa. Ecco perché Bonucci non viene squalificato. Domenichini, per qualcosa che ha detto così, viene squalificato per 2 turni, mentre Bonucci 10.000 euro. Quindi cosa abbiamo imparato? Che si possono mettere le mani addosso ai dirigenti delle squadre avversarie, minacciarli di morte, aggressione verbale e fisica, la stangata sono 10.000 euro di multa. Se fai un applauso, 2 turni e multa. Domenichini non sappiamo che cosa ha detto, 2 turni. Lo stesso Allegri, abbiamo avuto le dichiarazioni, hanno detto doveva dare 16 minuti, le sceneggiate napoletane, che cazzo fai? Proprio l'atteggiamento mafioso calcisticamente parlando di Allegri. 2 cose, però se metti le mani addosso è meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo a Canale 8, poi dovrei fare anche le pagelle per far rating, mamma mia. Sì, li diamo i numeri, li diamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.